Penso che il sindaco Bitonci non ha mai messo piede nell'ANCI, quindi dubito che possa conoscere che cosa è l'ANCI, visto che non l'ha neanche mai vista. L'ANCI è un'associazione che rappresenta tutti i comuni italiani, negozia ogni giorno con il governo e con i singoli ministeri, perché non c'è provvedimento che non abbia un qualche rilievo per la vita dei comuni, ottenendo via via risultati a favore dei comuni. Le leggi di stabilità degli ultimi 2 anni sono uscite dal Parlamento molto diverse da come vi erano entrate, grazie alle proposte dell'ANCI e alle battaglie dell'ANCI. Il decreto enti locali approvato nel mese di agosto è il risultato di una battaglia dell'ANCI. L'ANCI non è un'organizzazione che è pregiudizialmente contro un governo o pregiudizialmente a favore di un governo. Forse è questo che vorrebbe Bitonci, ma non è il nostro compito. Noi rappresentiamo 8.000 comuni e tra questi 8.000 comuni ci sono amministrazioni di tutti i colori, quindi il nostro problema non è identificarci con un colore politico, è quello di tutelare i comuni ed è quello che facciamo tutti i giorni. Aderire o no all'ANCI non è una prerogativa individuale di un sindaco, dipende dalle decisioni di un'amministrazione comunale. Le nostre richieste sono molto chiare: superamento del patto di stabilità, sblocco di tutti gli avanzi di bilancio, che significherebbe per molti comuni disporre di risorse da dedicare agli investimenti, compensazione del superamento della Tasi e dell'IMU con trasferimenti di equivalente valore, oltre che una serie di altri interventi volti a riconoscere ai comuni l'autonomia di cui i comuni devono essere titolari.